Ti ricordi l'ultima volta che hai visto mio papà? L'ho visto un momento prima che il frangente ci ribaltasse. Non sapevo come dirlo a un bambino di 4 anni che un'onda anomala aveva rovesciato la barca. Andrea, fai ciao. Si parlava sempre di te, della famiglia, di casa, e era un vero papà, insomma. Aveva voglia di navigare, oltre che di fare il progettista e l'ingegnere. Avevamo esattamente gli stessi obiettivi e per me è stato un incontro in realtà preziosissimo. Era proprio la sua essenza, perché tutto quello che faceva era lui, la sua barca, la sua avventura. Aveva questo sorriso smagliante, era pieno di voglia di vivere, pieno di passione. Le barche di una volta erano barche dove ti prendevi gli schiaffi in faccia, stavi fuori, al freddo, all'acqua, alla pioggia. Ricordo perfettamente le vallate di acqua bianca, quest'onda che non finisce più. Era una depressione enorme, sono stati forse i momenti più difficili della mia vita, senza il forse. Lo sapevo che quello era una scelta di vita, o la capisci senza tante parole o... Ed eccoci tornati, come sempre le nostre sigle che raccontano le interviste sono quelle che ci portano all'interno dei lavori che raccontiamo. No More Trouble in questo caso, ed è il momento di dare il benvenuto a Tommaso Romanelli. Ben arrivato, buongiorno. Ciao, buongiorno, grazie mille. Buongiorno Tommaso, hai lasciato da pochi giorni Palermo, dove c'è stata la proiezione del tuo film a Cinema City, film che, lo ricordiamo, ha vinto la scorsa edizione del Salina Doc Fest, quindi dedicheremo ampio spazio al festival ideato da Giovanna Taviani. Avevi soltanto 4 anni, Tommaso, quel 3 aprile del 98 in cui un'onda ha inghiottito il tuo papà. Devo dirti, mi ha veramente colpito questo film intenso, questo viaggio intimo e biografico che tu fai, ricostruendo con grande cura, maneggiando davvero degli archivi preziosi, le ultime vicende che hanno legato questa traversata di tuo papà. Grazie mille, sono molto felice che ti sia piaciuto. Sì, è stato un grande viaggio che ci ho messo 25 anni, diciamo, a fare i conti con questa storia, e soltanto di lavoro sul documentario sono stati 4 anni, da quando, diciamo, ho ritrovato i materiali fino a quando sono riuscito a mettere insieme un racconto, ed è stata un po' anche una scuola di cinema, nel senso che io avevo questo sogno di fare un film, però poi non ho fatto le scuole di regia. Ho studiato altro, ho studiato economia, quindi è stato davvero un viaggio nello scoprire questa pratica e nell'imparare a utilizzarla per rielaborare quello che questa storia rappresentava per me e per tutte le persone coinvolte. Era un bisogno di poter dare un saluto, di poter conoscere. Qual è la spinta principale che ti ha mosso? Ma ci sono vari elementi, cioè è sicuramente un'esigenza che ho sentito in modo molto forte. Credo che la prima cosa sia stata il rendersi conto che non sapevo abbastanza, che non sapevo tante cose e che non lo ricordavo e non lo conoscevo. Quindi la prima cosa è stata una volontà di capire, di andare a fondo in questa storia, di entrare in quel mondo attraverso le testimonianze sia dei materiali sia delle persone che erano rimaste.
perché c'era un grosso blocco, insomma, erano tutte persone con cui non avevo, quasi tutte persone con cui non avevo un rapporto, tutti tranne mia madre, insomma. E sono persone, Tommaso, che si sono aperte. Io invito proprio a guardare questo lavoro. Sono 4 compagni di viaggio, quindi 5 figure che si raccontano a volte dalle tempeste, dalle cerate rosse e gialle. Sono Giovanni Soldini, che tutti conosciamo, Andrea Tarlarini, Guido Broggi e Bruno Laurent. Ci sono momenti di grande commozione. Questa è la magia di chi fa documentari, di diventare quasi invisibile dietro la camera e aprire al racconto. Sì, loro sono stati incredibilmente generosi, ma perché avevano anche loro una forte esigenza di chiarirsi con me, di capire insieme a me chi era mio padre e che lascito anche aveva lasciato proprio nel mondo della vela e a noi coinvolti in questa storia. Quindi c'era una grande necessità da parte di tutti, tutti i testimoni di fare i conti proprio con questa storia. Quindi ho sfondato un po' una porta aperta quando sono andato da loro a chiedergli di partecipare a questo documentario. E dopo No More Trouble che succede nella vita di Tommaso? Continua quella che era la strada percorsa con i passi nel mondo dell'economia, o il mondo del documentario ha fatto diventare Tommaso un futuro regista professionista? Sì, no, sicuramente ho trovato la mia strada, nel senso che sono certo di voler fare altri film e di voler lavorare alla regia anche su altri progetti. No More Trouble però l'ho anche prodotto, nel senso che diciamo la laurea in economia l'ho messa più a frutto sulla produzione della produzione, quindi sto portando avanti progetti sia da regista che da produttore, ecco. Allora, in bocca al lupo, Tommaso Romanelli, complimenti per questo lavoro straordinario che anche tanti palermitani hanno potuto apprezzare nei giorni scorsi, con questa meraviglia della realtà del cinema all'aperto, che poi con un lavoro del genere, no? Queste immagini in alto mare sposate con questa visione all'aperto, secondo me era un ottimo connubio. Molto suggestivo. Grazie ancora Tommaso Romanelli, buona giornata. Grazie. Allora ci sentiamo al prossimo film. Certo, molto volentieri. Complimenti Tommaso. Ciao, complimenti. buona giornata.